Buonasera, ospite di questo nostro speciale di TVA e questa sera la dottoressa Stella Vella, dottoressa commercialista. Parleremo di lei, della cosiddetta legge antisuicidio. Grazie dottoressa per aver accettato il nostro invito. Grazie a voi per l'invito. Abbiamo tratto spunto da un articolo, da una notizia interessante cui la stessa dottoressa Vella insieme al suo studio hanno fatto nei confronti di una famiglia di Porto Empedocle che con un debito di oltre 400.000 euro ha potuto liberarsi appunto dei debiti pagandone 62.000 euro. Questo grazie a una legge, come dicevo poco fa, antisuicidio, è la legge 3 del 2012. Però abbiamo cercato insomma di fare un servizio magari a tanta gente che in questo momento di Covid magari è più accentuato, si trova in difficoltà. Ecco, lo Stato italiano, grazie a questa legge, dà la possibilità di conguagliare, diciamo, la massa debitoria con una cifra minore. Dottoressa, allora parliamo di questa cosa che lei ha fatto, lei insieme al suo studio chiaramente, sì. Così, un piccolo esempio per poi dare anche dei dettagli in particolare su ciò che sono le procedure per poter, diciamo, usufruire di questa legge. Sì, l'articolo di cui lei parlava fa riferimento nello specifico a una procedura di liquidazione del patrimonio, che è una delle 3 previste dalla legge 3/2012 e nello specifico è la procedura, diciamo, di arresa del debitore, quando diciamo, si arrende ai propri creditori, quindi mettendo a disposizione tutto il patrimonio disponibile, con la vendita del patrimonio mobiliare, sia immobiliare si va a soddisfare il ceto creditorio. E naturalmente la legge, come lei ha detto, 3/2012 è una legge molto particolare che va a cogliere il bisogno non soltanto in tempo Covid, perché è una legge del 2012, ma che nello specifico va a cogliere un disagio economico e non solo, perché i nostri tra virgolette sovraindebitati che si rivolgono a noi portano oltre a un disagio economico anche un disagio psicologico, di malessere, ed è quello diciamo l'aspetto anche interessante da valutare, perché è una procedura dove l'essere umano, la famiglia, viene presa in considerazione. Naturalmente i numeri e l'esposizione debitoria sono rilevanti, ma sono delle tematiche, mi consenta di dire, da maneggiare con cura, perché ci sono delle problematiche e delle situazioni così delicate. A noi professionisti è richiesta, oltre a una competenza naturalmente a livello economico, a livello giuridico, anche una competenza umana non indifferente, e questo è importante sottolinearlo. C'è bisogno un po', diciamo, calarsi nel caso specifico di ognuno, ecco, no? Sì, perfetto, calarsi nel caso specifico, trovare per ognuno dei sovraindebitati che hanno delle particolari situazioni l'abito adatto. La legge ci permette di averne 3, tra virgolette, abiti, che sono il piano del consumatore, che è la procedura, come dice la stessa parola, adatta ai consumatori, ossia chi si è indebitato per comprare casa, per i mobili, per curarsi, per tutta una serie di situazioni che non sono, tra virgolette, professionali. Poi abbiamo l'accordo di composizione della crisi, che invece fa riferimento a quelle situazioni debitorie derivanti da aziende o da aziende agricole o da piccole aziende, coloro che non possono fallire, o da enti. E qui in questo caso, diciamo, si raggiunge l'obiettivo se i creditori votano al 60%. E poi, come ho appena detto, la liquidazione del patrimonio, che è l'ultima delle 3 procedure, l'atto di arresa da parte del debitore nei confronti del ceto creditorio. È una legge particolare questa.
Mi piace sottolineare è una legge che dà all'aspetto soggettivo una particolare rilevanza. Quindi io che ho sovraindebitato, che ho avuto una malattia, o io sovraindebitato che ho avuto una particolare situazione familiare, quale può essere anche il licenziamento, la perdita di lavoro, la mia azienda è andata male, la legge mi consente di calare questa posizione soggettiva all'interno di una norma che mi permette di ripartire. Ripartire perché? Perché liberi dai debiti le persone sovraindebitate ricominciano ad avere un ruolo attivo nella società. C'è un esempio che a me piace sempre riportare, che è quello del giudice Limitone, un giudice di Vicenza, il quale fa una bellissima analogia col sovraindebitamento. Immaginiamo l'Italia una barca, gli italiani dentro che remano, quindi si va a gonfie vele. A mano alcuni cadono e sono i sovraindebitati, però ne cadono 10 e la barca continua ad andare abbastanza velocemente. Ma se a cadere, direttore, sono 150, 200, sì, la barca va più piano, quindi è interesse di tutta la società recuperare quelle forze affinché la nostra barca continui a camminare. Quindi c'è una funzione sociale del sovraindebitamento, che è quella di ridare di nuovo dignità al sovraindebitato, farlo aiutare a riconquistare un ruolo attivo. C'è una funzione, e questa può essere funzione sociale micro, ci occupiamo del piccolo, ma nel frattempo ci occupiamo a livello macro della nostra società, perché tante persone che si rimettono in circolo, tante persone riprendono ai consumi, reddito e così via. E poi anche una certa tranquillità anche mentale, psicologica e familiare che si riacquista. Assolutamente, questo è l'aspetto più interessante e quello che ci dà grande soddisfazione, al di là dei risultati raggiunti, quando noi portiamo una serenità, diciamo, oramai sognata alle famiglie o ai clienti che noi assistiamo, non c'è altra soddisfazione più grande. Una legge del 2012 di cui spesso se ne sente parlare, siamo nel 2021, però ecco, forse molta gente non sa come si può, che può usufruire di questa legge. Intanto, sì, ecco, chi è che può, diciamo, accedere a questa legge? Allora, questa legge è nata innanzitutto per dare la possibilità ai consumatori. Chi è il consumatore? È colui che si è indebitato, appunto, come dicevo prima, per una serie di, per il mutuo, per la casa, per situazioni, diciamo, insite al proprio stato di consumatore. Poi può accedere l'azienda sotto soglia fallimento, e qua finalmente, direttore, si dà una possibilità che prima era negata ed era soltanto concessa alle aziende che potevano fallire. Quindi una domanda: perché l'azienda grande può fallire o può accedere agli istituti di risanamento della crisi e le piccole aziende no? E il legislatore ha riequilibrato questo aspetto, quindi l'azienda piccola che non può fallire però è in difficoltà può accedere all'accordo di composizione della crisi, con cui ripianare attraverso un piano di rientro dei debiti la propria posizione, oppure accedere alla liquidazione. Quindi possono accedere in ultima battuta anche i professionisti, gli enti e le aziende agricole. E naturalmente è una legge di ampia portata. Ahimè, devo registrare poca pubblicità, infatti sono qua e ho accolto con grande piacere la sua intervista, perché la legge ha una portata sociale non indifferente e quindi più se ne parla, più le persone hanno contezza e conoscenza di questo strumento e più c'è la possibilità di aiutare, tra virgolette, chi è sommerso da debiti. Volevo puntualizzare il concetto di sovraindebitato. Il sovraindebitato è colui
che ha una sproporzione tra le obbligazioni assunte, cioè i debiti, e il patrimonio prontamente liquidabile. Se questa discrasia si ripercuote nel tempo e anzi peggiora e non permette di addivenire ad una situazione di normale adempimento dei pagamenti, siamo di fronte al sovraindebitamento. Il legislatore, da attento osservatore, devo dire molto lungimirante, molto veramente da buon padre di famiglia, diciamo, saggio, perfetto, dà questa possibilità. Si chiama antisuicidi perché voleva essere a sostegno degli imprenditori che, colpiti dalla crisi, non vedevano altra via d'uscita che quella dell'ultimo gesto. Anche perché una persona, diciamo, una famiglia può in un certo periodo, in un certo momento della sua vita trovarsi in situazioni di non poter più pagare, perché magari perde il lavoro, perché ha una malattia o perché succede qualcosa in famiglia che chiaramente, diciamo, complica la normale vita. E quindi, diciamo, la legge permette appunto questa possibilità. C'è da dire una novità diciamo, dell'ultimo decreto ristori di fine anno, che ha anticipato e ha effettuato una rivitalizzazione della 3/2012, quindi ha anticipato per certi versi alcuni articoli del codice della crisi e ha rivitalizzato in questo modo la 3/2012. Perché l'ha rivitalizzata? Perché il Covid, come lei all'apertura ha detto esattamente, ha accentuato benissimo. Si è passati da un'emergenza sanitaria a una problematica economica molto seria, molto, molto particolare. E quindi il legislatore fine anno, tra virgolette, ha fatto un regalo, a mio avviso, di una portata molto molto interessante ai sovraindebitati, e mi permetto di delineare gli aspetti, quelli più importanti. Innanzitutto ha previsto l'esdebitazione dell'incapiente. Che significa? Se una persona è incapiente e ci sono dei parametri per andarlo a stabilire, ovvero il nucleo familiare della persona totale non supera un certo livello che il legislatore ha stabilito, che è dato dall'assegno familiare più il doppio, questa somma moltiplicata per un parametro che fa riferimento al numero del nucleo familiare, se questo reddito è inferiore a questo parametro che ha stabilito il legislatore, questa persona è per la legge incapiente. Cosa può fare questa persona incapiente? Questo soggetto, persona fisica, è riferito solo alle persone fisiche, può esdebitarsi una sola volta nella vita facendo l'istanza all'OCC. Che significa esdebitarsi? Può cancellare, quindi il termine, diciamo, ha una portata di notevole rilevanza, cancellare tutti i debiti che ha assunto fino a quella data e ripartire. Un colpo di spugna. E quindi questa è una novità, questa è la novità dell'ultima Sì, perché vorrei dire che ci sono, lei ha parlato cancellare. Cancellare vuol dire che siamo scritti in qualche posto, no? Ci sono delle banche dati, una per esempio è il cosiddetto CRIF, no? Sì, CRIF, la Centrale Rischi Banca d'Italia. Quando lei va a chiedere un prestito, controlla. Anche non so, all'Aducato, all'Agos, non dico in banca, perché è chiaro, si fa riferimento, la prima cosa che si vede è la cosiddetta CRIF, la banca dati, che c'è la centrale rischi praticamente. Se lei non ha pagato una rata, se lei ha sconfinato nel conto corrente, viene segnalato. Per cui la cancellazione, mi riferivo proprio a questi libri neri che ci sono, che magari la persona non lo sa, però oggi penso che
con l'avvento dei social, insomma c'è maggiore consapevolezza di Allora, questa no, cosa. io mi C'è la totale o il protesto, l'insoluto, Sì, una no, volta io veniva scritto nella... mi riferivo a due aspetti. Sì. Innanzitutto la cancellazione del debito, che si chiama tecnicamente nella legge 3 2012 esdebitazione. Esdebitazione, sì. Perfetto. Quindi in questo caso nell'esdebitazione dell'incapiente l'incapiente non paga e all'incapiente viene cancellato il debito. Se nei 4 anni successivi l'incapiente ha un reddito che supera la soglia dell'incapienza, questo reddito viene naturalmente messo a disposizione dei creditori. Però prendo spunto dalla sua osservazione in merito alle banche dati perché il legislatore ha fatto un ulteriore passo avanti sempre a fine anno e mi spiego meglio. Mentre prima lo sguardo, oserei dire un po' severo, era solo dal lato del consumatore. Il consumatore ha fatto il mutuo, ha fatto la finanziaria, ha fatto la cessione, ha fatto un'altra finanziaria, ha fatto la delega. E quindi c'era un'accusa, tra virgolette, per questo comportamento poco diligente. Il legislatore a fine anno pone lo sguardo dall'altro lato, finalmente dico io, finalmente dal lato dell'intermediario, ossia la banca o una finanziaria, dicendo tu finanziaria, tu banca, quando il signor X si è rivolto a te, hai valutato il merito creditizio? Ossia, hai controllato le risultanze, come diceva lei prima, alle banche dati. Se una persona, direttore, ha un reddito di 1.500 e ha già 1.000 euro di rate, tu finanziaria non devi fare un altro finanziamento. Certo. E se lo fai, la legge adesso dice che non solo non ti sei comportato bene ai sensi del 124 bis del TUB, testo unico bancario, quindi non ti sei comportato bene, non puoi dire nulla sul fatto dell'omologa e non puoi fare il reclamo, perché tu hai agito male. Certo. Quindi viene controllato come si è comportato l'intermediario quando ha fatto il prestito, ha erogato il prestito, perché questo va a, come dire, a mitigare un po' la poca diligenza del consumatore, perché io consumatore che vado da un intermediario, l'intermediario mi presta i soldi, io mi convinco che posso pagarli. È più opportuno che l'intermediario, la banca, dica no. Quindi se tu hai detto sì, ti accogli un determinato, una certa responsabilità, ma questa è avvenuta ora, finalmente a fine anno. Un'altra novità. Ecco, io vorrei un attimo fare una breve pausa. Abbiamo in sovrimpressione un sito www.dirittidel-debitore.com. Ecco, chi vuole maggiori informazioni, scusi se l'ho interrotto, però magari ecco, può andare nel sito e cliccare su Agrigento e ci saranno le informazioni. Questo è giusto per dare un servizio magari a chi vuole maggiore informazione. È corretto, infatti io non mi sono presentata, io sono la referente dell'OCC, organismo di composizione della crisi, diritti del debitore. Cosa sono gli OCC? Gli OCC sono gli organismi previsti dalla legge 3 2012 a cui rivolgersi per controllare se ci sono i presupposti o meno per l'applicazione della legge. Quindi io raccolgo le istanze, nello specifico valuto se ci sono i presupposti, controllo la documentazione, è una fase questa istruttoria dove si evince proprio la funzione sociale della legge. Facciamo un esempio pratico, io mi trovo in situazioni diciamo particolari, non posso pagare, vengo da lei,
le espongo quali sono i miei debiti, no? Diciamo l'elenco delle cose che devo pagare, e lei chiaramente fa una sua valutazione. Sì, Scusi sulla se scorta. mi permetto di essere un Sì, po' no, più no, no, perfetto. meno tecnico, perché Sì. magari insomma il pubblico No, no, vuole perfetto, sapere perfetto. queste cose. Chiaramente si deve presentare una pratica a questo organismo, e noi vediamo le immagini del tribunale, perché Sì, chiaramente l'organismo... poi si arriva Mhm. attraverso una presentazione del Se tribunale. mi Poi, posso, ora lei, sì, se mi posso permettere, l'OCC rappresenta la porta per andare in tribunale. Perfetto, ok. Quindi io effettuo in qualità di referente una valutazione preliminare non solo sulla scorta dell'elenco dei debiti, ma richiedo tutta una serie di documentazione a corredo. Potrà essere un po' macchinosa, ma è la legge che lo richiede. Cioè, devi dimostrare che chiaramente Sì, ci sono sei tutta in una buona serie, fede, giusto? assolutamente, Se assolutamente. puoi pagare, insomma. Questa non è una legge per i furbi che non vogliono pagare. Perfetto. È importante sottolinearlo, sì. Certo. È una legge a sostegno di chi non può pagare per situazioni che esulano dalla malafede, dalla frode, dalla colpa grave. Certo, certo. Questo è bene, diciamo, Anche perché un po' il condono chiarire. non passerebbe. Assolutamente, diciamo poi è una procedura diciamo abbastanza delicata, e quindi per essere portata in tribunale deve essere come dire, vagliata in tutti gli aspetti, e se ci sono degli aspetti che non vanno la procedura si ferma. Certo. Perfetto. Quindi il sovraindebitato assistito da un legale, perché è necessario anche l'assistenza di un legale, si rapporta con l'OCC, appunto io controllo questa documentazione, li incontro per capire un po' perché sono sovraindebitati, cosa è successo, quali sono state le ragioni. Vediamo un po' il reddito a disposizione, perché è importante dire che il piano di rientro fa sempre riferimento a quanto io posso pagare, perché io devo pagare, ma devo essere messa nelle condizioni di vivere, non di essere di nuovo, di richiedere un prestito. Certo. E quindi deve essere tutto rapportato al numero delle persone, della propria Quindi famiglia. si fa un piano di ammortamento. Si fa un piano di ammortamento, ma l'aspetto interessante è che io vado a falcidiare. Che significa falcidiare? Vado a tagliare i debiti, perché devono essere in funzione di quello che può pagare la persona. Quindi se la situazione di sovraindebitamento viene valutata da me positivamente, vado a nominare un gestore, il quale si occuperà di fare le ricerche presso le banche dati, quello di cui parlava lei. Sì, redigerà in base alle procedure la relazione particolareggiata o la relazione di attestazione, sono delle relazioni nostre tecniche, con cui si va a narrare e si va a rappresentare al giudice l'esposizione debitoria, le ragioni, la diligenza, il reddito, l'esposizione patrimoniale dei sovraindebitati, se c'è o se non c'è, e il piano di rientro con le varie indicazioni di percentuali di soddisfazione. Non si possono a priori adottare delle percentuali di soddisfazione del 30, 40, 60 per cento dei creditori, perché ogni situazione, come abbiamo detto prima, è un caso a parte. Quindi non possiamo assolutamente dare un'informazione, non voglio dare un'informazione fuorviante. Ci possono essere delle falcite del 30 come ci possono essere delle falcite del 70, dipende anche dalla tipologia dei crediti. Quindi non c'è una percentuale stabilita? No. Di caso in caso si va a valutare la situazione del debitore. Sì, e poi dipende naturalmente dalla natura dei crediti. Se ho un credito derivante da un mutuo, quindi la banca ha un'ipoteca, ha naturalmente un peso diverso di un credito fatto solo con la firma, un credito chirografo. È importante sottolineare un'altra cosa, direttore,
che il sovraindebitamento include tutti i debiti, quindi il sovraindebitato non può scegliere questo sì, questo no. Quindi facciamo Tutti. un elenco, per esempio, Tutti. quindi agenzie delle entrate, Perfetto, anche il riscossione condominio, Sicilia, leggevo. condominio, Se una sì, delle spese condominiali che giustamente non può pagare, sì, sì. quindi rate di macchine, Sì, tutte, quindi le esposizioni con gli istituti bancari, con le finanziarie, quindi le cessioni del quinto, le deleghe, tutte le esposizioni con gli uffici comunali, uffici tributi, comunali, sì, IMU, Tari, sì, queste sì, cose. tutto, quindi tutte le Quindi evidenze, cartelle esattoriali in cartelle generale. esattoriali oppure quei tributi che ancora non sono cartelle. Poi tutta una serie di diciamo, debiti che possono essere soggettivi, può essere non lo so, un debito particolare con il condominio, ovvero un debito con un'azienda per le utenze. Poi caso per caso Certo, vabbè, diciamo, sono diversi. In merito a questo elenco di debiti voglio fare una piccola parentesi sempre in riferimento al decreto ristori di fine anno, perché ha finalmente sindacato che le cessioni del quinto e le deleghe sono falcidiabili, cioè si possono tagliare come tutti gli altri debiti. mentre prima no. Allora, mentre prima no, è parzialmente corretto perché il nostro tribunale le ha sempre falcidiate, però c'erano orientamenti diversi, quindi alcuni tribunali in Italia le ammettevano alla falcidia, altre no. Finalmente ora è diventato legge, sì, e quindi diciamo naturalmente questo va a favore del debitore perché queste finanziarie, queste società di cessioni del quinto hanno la possibilità naturalmente di fare delle osservazioni ai piani, cioè i creditori naturalmente Certo, devono logico. fare delle osservazioni a cui i gestori devono rispondere. E in questa situazione le osservazioni più pungenti venivano sempre dalle cessioni del quinto, Sì. le quali rivendicavano una cessione del credito Certo, che oramai privilegiata, certo. sì, loro non appartengono alla categoria dei privilegiati, E però i salari in questo caso, a proposito, come? sono dei crediti privilegiati, come per esempio i salari, i contributi, questi anche, cioè se io sono un lavoratore autonomo devo pagare l'INPS, non so, il Allora, contributo. questi sono tutti dei debiti che si Fanno possono parte sempre sì, del monte del monte, sì, debitore. si devono inserire tutti. A proposito, c'è stata nella mia esperienza, ho avuto per esempio dei clienti che mi avevano detto, per esempio, perché avevano dei particolari rapporti anche di amicizia con direttori di banca, per esempio l'esposizione del fido non voglio inserirlo, non è possibile, Però tutto si là deve dentro, inserire tutto, certo. tutto. Io sono un affidamento di 10.000 euro, per esempio. Dobbiamo inserire tutto, è un calderone il sovraindebitamento, Sì. lo dobbiamo... Quindi tutti i debiti non posso io fare una scelta, No. il debito A sì, il debito No, B no. no, Senta, no, lei no. parlava poco fa di Sì. ipoteca sui beni, sul prestito, e se ci sono delle fideiussioni, per esempio dei parenti, che spesso la banca ti concede un prestito, la mamma firma, non so, il papà firma, Sì. e che anche questo diventa un motivo, diciamo, Sì, anche penalizzante, questi... no? Perché uno pensa che c'è la firma del genitore, della moglie, non lo so, insomma, di un parente, Anche questi di un amico. soggetti, sì, anche questi soggetti possono naturalmente accedere al sovraindebitamento. Di solito sono i Dico, chi mette la genitori. fideiussione non viene coinvolto in questo caso. Allora, no, attenzione, viene coinvolto. Il soggetto che ha fatto la fideiussione, ha fatto da garante, può naturalmente liberarsi anche di questo attraverso la 3 2012, Certo. sì. Cioè nel debito io inserisco Inserisco pure lo status quel di debito garante. e quindi diciamo tolgo dal pensiero chi ha fatto la fideiussione. Sì, Ma il diciamo, fideiussiore in un certo senso è responsabile anche di questa parte di debito o no?
Se viene messo nel calderone, devono essere due procedure separate. Separate. Sì, devono essere due procedure Sì, separate, perché il creditore può naturalmente rivalersi sul fideiussore, quindi il fideiussore può fare la procedura. Ecco, no, perché se sono dettagli, però magari Sì, no, è assolutamente. giusto che anche per Mhm. insomma. Assolutamente, e questo è molto molto Quindi eravamo importante. fermi al punto che lei valuta la pratica, si fa la relazione, che lei Nomina ha il uno studio anche, gestore. c'è un avvocato. L'avvocato lo sceglie il sovraindebitato, deve essere accompagnato da un legale, quindi io valuto la pratica, se la pratica passa, diciamo, la mia valutazione in maniera positiva, io nomino il gestore, è poi il gestore che materialmente va a sviluppare la pratica e quindi va a interagire con l'avvocato, con il sovraindebitato, che di solito potrebbe anche avere un consulente di parte, quindi può avere già un piano e il gestore valuta quel piano, lo può sistemare o meno e quindi poi alla fine, quando si ha tutta la relazione pronta con a corredo tutti i documenti giustificativi di tutto, viene presentata attraverso un ricorso da parte del legale, quindi è importante la figura del legale, viene presentato nel nostro caso specifico presso la cancelleria fallimentare del Tribunale. Poi attenderemo la valutazione del giudice, il quale, se riterrà la pratica degna di avere un'udienza, fisserà con decreto l'udienza e in quella sede verranno discusse le eventuali osservazioni recepite da parte del gestore, che sono arrivate dai creditori. Quindi poi il giudice si riserverà di valutare un Quindi po' il piano. praticamente la legge demanda al giudice la decisione del quantum da pagare, no? No. No, no. Il Perché quantum viene già deciso dal gestore e viene inserito nella relazione. Naturalmente il giudice ha discrezionalità a fare le osservazioni più pertinenti del caso e quindi può richiedere delle integrazioni, può richiedere naturalmente di variare un grado di soddisfazione, dipende dalle procedure. Però diciamo di solito la relazione già predispone un piano di rientro. È normale che il giudice. ecco, solitamente il piano di rientro, per l'esperienza che lei ha Sì. avuto, come Allora, viene distribuito, non so, in base a quale criterio? di solito si privilegiano i piani di rientro che non abbiano una durata superiore ai 9 anni, quindi se riusciamo ad avere un orizzonte temporale più limitato è sicuramente un piano più accetto, più ben Quindi accettato. facciamo un esempio, ecco, se io devo alla fine il giudice stabilirà che io devo pagare 50.000 euro, Lo stabilisce sempre il gestore. il gestore. Il giudice, Il gestore diciamo, sulla scorta della documentazione, perfetto. giusto? Al massimo, diciamo, possiamo rientrare del debito in 9 anni. Sì, diciamo è quello l'orientamento prevalente, perché, anche perché diciamo, la procedura, durante la procedura il sovraindebitato non può fare altri finanziamenti, quindi a mio avviso un lasso di tempo molto lungo pregiudica anche un po' la vita, Certo, quindi certo. Facciamo diciamo E un se orizzonte uno ha temporale. un'attività in essere, ad esempio, c'è un'azienda che non vuole chiudere ma vuole continuare a lavorare e nel frattempo. Sì, No, mi riferisco un po', faccio un'analogia con i comuni, no? I comuni che hanno un certo debito, la legge consente una pausa e si riprende di nuovo l'attività. Ecco, in questo caso io che ho un'azienda, una partita IVA, dico, per pagare i miei debiti posso Sì, continuare certo, a lavorare, ci sono delle situazioni, delle casistiche, insomma. sì, si capisce bene che alcuni creditori che possono essere fornitori, se vengono falcidiati, poi dipende, Certo, giusto, certo, dalla caso a caso. caso per caso,
Però naturalmente la 3-2012 mi sento di dire ancora di più con queste novità, può rappresentare, giusto perché non voglio dare illusioni per tutti, però può rappresentare una valida soluzione per quelle situazioni che a volte sembrano senza speranza. Ecco, leggevo che lei nel 2018 ha fatto il suo primo piano omologato. Sì, ho avuto l'onore e l'onere di essere all'apripista nella circoscrizione del Tribunale di Agrigento. Fino al 2018 non c'era stata un'omologa, quindi sono stata nominata dal giudice perché ancora non c'era l'OCC e lì già diciamo mi ero innamorata, tra virgolette, di questa legge qualche anno prima e lì mi sono fiondata in questa sfida perché non era possibile che ad Agrigento non ci fossero sovraindebitati. Certo. Era più facile, diciamo, che il territorio e quindi anche noi professionisti non fossimo all'altezza della legge. Quindi, e poi grazie anche al coraggio del giudice, dell'omologa, da lì è stata la prima, poi a marzo ho avuto nel 2019 la seconda e poi a seguire altri colleghi. Lei parlava di innamoramento verso questa passione, cosa l'ha spinta a dedicarsi in particolare a questa parte? Guardi, direttore, sicuramente... C'è qualcosa che insomma... Sì, sicuramente... Uno viene stimolato, no? Sicuramente lo stimolo maggiore è quello di dare risposte alle persone. Perché io sono, come lei ha detto bene, un commercialista, però dare risposte alle persone in termini di serenità o in termini di risoluzione di problematiche serie che non fanno dormire o diciamo tolgono serenità alle coppie, perché si tratta anche di questo, è sicuramente una situazione che mi ha spinta a specializzarmi in questo. Voglio puntualizzare pure un'altra tematica. Sì. Questa legge è particolarmente attenta anche alle ludopatie, ovvero chi è affetto da questa patologia, perché abbiamo visto benissimo che la ludopatia è una patologia e viene seguito da un CERT, quindi diamo prova al magistrato che segue un percorso di riabilitazione che lo porta a liberarsi da questa problematica, può soffrire della legge 3-2012. Abbiamo visto nella nostra esperienza che diciamo, tutti i ludopatici, il 90% sono sovraindebitati, perché fanno dei finanziamenti per giocare. Certo. Quindi se da un lato si risolve il problema di non giocare più grazie al supporto psicologico, grazie al cammino che viene fatto dai CERT, dall'altro lato il problema dell'indebitamento rimane. E allora perché non abbinare il sovraindebitamento con la ludopatia? Quindi trovare, anche perché la legge lo contempla questa patologia come una patologia meritevole di, tra virgolette, tutela, perché sono dei sovraindebitati particolari. Cosa le piace del suo lavoro, dottoressa? Parlare con le persone, perché mi piace chiacchierare tanto, incontrare persone e poi alla fine, quando riusciamo ad avere i risultati, quelli sperati, vedere la serenità nei loro occhi. È il contatto umano, è quello che regala il contatto umano, la linfa vitale del mio lavoro. A me è successo spesso di andare, così per un lavoro che facciamo, in diverse associazioni di categoria. Ho visto sempre questa locandina, questa cosa, però le volevo chiedere,
Ecco, c'è un rapporto anche, lanciamo anche un appello magari Sì. alle associazioni di categoria, Confcommercio, i sindacati, Sì, non lo sì. so, CNA. Non ho visto, diciamo, molto, almeno personalmente dal di fuori, molto Allora, coinvolgimento, eppure sono loro che, diciamo, hanno il contatto diretto con molti allora, commercianti, molte famiglie, per cui facciamo anche un appello, non so, a queste sotto, categorie, questi sindacati, insomma, a tutti gli sì, sì, organismi sì. affinché questa legge venga conosciuta maggiormente. Prima del Covid era stata attivata un'attività naturalmente di convenzione con Confcommercio e con le altre strutture. Purtroppo il Covid, come tutte le altre attività di tipo convegnistico, o, diciamo che potevano permettere una divulgazione anche più Sì, diretta con il certo. pubblico, siamo stati tutti penalizzati. Però ho visto che ora sulla scorta appunto del disagio che emerge e che non si può assolutamente negare nel territorio, molti hanno iniziato ad attivarsi con sportelli sul sovraindebitamento per accogliere questo bisogno. Perché, direttore, il bisogno c'è, scusate il gioco di parole, Sì, occorre farlo emergere e non è facile. Non è facile perché la persona sovraindebitata cerca di nascondersi, cerca di non farlo capire in famiglia, si vergogna. certo, certo, normale. Quindi per questo io dico, io con i miei gestori trattiamo un materiale molto delicato, Sensibile, certo, molto certo, certo, sensibile, certo. quindi bisogna cogliere questo bisogno e bisogna trattarlo in un determinato modo perché dietro quella posizione debitoria c'è una famiglia, ci sono delle persone a cui noi dobbiamo dare delle risposte e noi professionisti dobbiamo essere coraggiosi. Io ho fatto tanti corsi. Sul sovraindebitamento appunto ho detto che mi sono innamorata di questa materia, ma una frase ricorrente nei corsi era quella: cercate le soluzioni per applicare, perché a dire no è facile. Certo. Ci vuole coraggio a dire sì, coraggio a trovare le soluzioni. Le soluzioni si trovano studiando e rapportandosi con le realtà che sono fuori dal nostro territorio, vedendo come si muovono gli altri. C'è stato un giudice, questo è l'augurio che faccio ai miei gestori, che già lo sono, ai professionisti che si avvicinano a questa materia, di diventare esperti, ma non, come diceva il giudice Monteleone di Benevento, esperti nel senso che siamo già arrivati in termini di competenze e di conoscenze, ma esperti nel senso di non essere mai contenti di quello che si sa. Dottoressa, la sua competenza territoriale? Allora, Lei, diciamo, sì, diciamo, una domanda, insomma. allora, la nostra provincia ha due circoscrizioni di tribunali diverse, Sciacca e E Agrigento, Agrigento. Io sono perfetto. presente con due CC separati per Sciacca e Agrigento, quindi riesco a coprire totalmente tutta la Quindi in altre provincia. province ci sono altri E poi organismi, c'è diciamo, un altro organismo, diciamo sempre dei diritti del debitore, è Enna, e l'altro a Caltanissetta. Quindi diciamo sotto questo punto di vista ho cercato di coprire un po' una parte della Sicilia che era mi rimasta è un po'. capitato spesso, ecco, in prefettura, giusto per, Sì, diciamo, un'azione di sensibilizzazione verso questi settori, verso in particolare anche gente che viene vessata perfetto, dagli usurai. Insomma, perfetto, ecco, la prefettura perfetto. spesso ci Sì, chiama e ha ci dà motivo anche di un parlare ottimo. con dei dati, ci sprona anche Un'ottima all'uso. osservazione la sua, Sì. direttore, perché questa legge non parte dall'articolo 1, infatti è inserita all'interno della legge antiusura. Ecco, infatti volevo... È la risposta, diciamo, legale contro l'usura.
Lo Stato dice attenzione, sei indebitato, sei sovraindebitato, non puoi più pagare, non rivolgerti agli usurai. Cerca una soluzione attraverso la legge sul sovraindebitamento, attraverso che possa essere il piano o che possa essere l'accordo o la liquidazione, ma trova una soluzione legale, non ti rivolgere agli usurai. È l'unica legge che sono non parte. raccomandazioni che spesso quando andiamo negli organi di polizia, carabinieri, Perfetto. questura, Sì. diciamo, fanno delle operazioni in questo senso, Sì, diciamo, assolutamente d'accordo. stimolano e parlano proprio Sì, infatti la fanno funzione... questi inviti a chi è in questi casi Perfetto, di la funzione rivolgersi alla sociale, legge antiusura. appunto, la funzione sociale della legge si ravvede anche in questo aspetto antiusura, assolutamente. Quindi a mio avviso deve essere una legge conosciuta da più persone possibili, da più legali possibili, perché poi sono i legali destinatari delle problematiche. Chi ha problemi di pagamenti di solito si rivolge al legale. Io credo che abbiamo toccato tutti i punti. Allora, ripiloghiamo, con la dottoressa Vella abbiamo voluto parlare della legge 3/2012, denominata meglio come legge antisuicida per le famiglie, per quelle imprese che si trovano in difficoltà e che, diciamo, vogliono ristrutturare il debito che hanno con le banche, con l'Agenzia delle Entrate, insomma, quindi eventualmente c'è questo organismo denominato OCC, c'è un sito che invitiamo la regia magari a metterlo come a conclusione di questa nostra intervista. Abbiamo voluto, insomma, sentire proprio un'esperta che qualche giorno fa è uscita la notizia di una famiglia empedoclina che con un debito di oltre 400.000 euro è riuscita, insomma, con quasi 40.000 euro all'incirca a saldare, insomma, grosso modo a saldare le proprie, esattamente 62.000 euro, scusi. Sì. 62. Quindi sul sito, diciamo arrivare alla conclusione, prego. Sì, sul sito, come lei ha detto correttamente, c'è l'Agrigento, quindi tra tutti gli OCC, cliccando sulla città si avranno le schermate relative al mio OCC con l'eventuale possibilità di scaricare l'istanza, diciamo, e prendere un po' più contezza di cosa abbiamo parlato oggi. Eventualmente potete mandare una mail a cui saremo ben lieti di rispondere. Bene, ringraziamo la dottoressa Stella Vella, pensiamo di aver fatto anche una trasmissione di servizio, insomma una cosa sicuramente molto importante, accentuata. Queste problematiche ci sono sempre state, i debiti, è chiaro che una famiglia, una persona può trovarsi in situazioni varie, ma in questo momento di Covid-19 queste problematiche sicuramente vengono accentuate, per cui abbiamo voluto dedicare questa trasmissione proprio come un servizio, un'informazione. Grazie dottoressa Stella Vella, grazie ai nostri telespettatori. La trasmissione si potrà vedere sul canale 92 dell'LCN in tutta la Sicilia e sarà pubblicata sui nostri social, Facebook, YouTube e Twitter. Grazie e una buona visione. Grazie ancora dottoressa. Arrivederci, grazie.